questi contratti romani hanno non so che di falso, cioè di artefatto, cioè sarebbero esclusivamente dei pezzi di carta. Ecco, se ci chiarisse bene l'ingegnere a questo punto, i mobili sono stati costruiti, non sono stati costruiti. Però se lo riapriamo lo riapro anch'io, ve lo dico prima. Come? Se lo riapriamo tutto il discorso lo riapro anch'io. Beh, io no, questi, perché ne abbiamo discusso per 3 giorni. I documenti ce li abbiamo tutti, quindi non... Sei soltanto per ribadire dei concetti già noti? No, era solo per vedere se quello che risulta concluso è poi stato portato a termine regolarmente. Cioè... No, io su questi contratti vorrei veramente spendere 2 parole, anche se sono d'accordo sulla buona fede del dottor Di Pietro, ma insomma io non... Ma quali contratti, scusi? Sia quelli romani che quelli di Montesino. Adesso per esempio mi viene in mente qui un pezzo di carta di questi giorni. Noi abbiamo a Roma 4 contratti, perché ho sentito qui spesso, rivedendo la televisione, che questi contratti siano falsi, insomma, siano stati fatti così tanto per farli. Io giorni fa mi è arrivata una corrispondenza che, se lei consente, Presidente, ce la voglio far leggere. Guardi, un tecnico del gruppo mi chiede se potevamo mettere a punto una presa, quindi una maniglia, qualche cosa. Sì, ma che ci siano dei contratti in corso non abbiamo nessun dubbio. No, l'abbiamo finito, Presidente, noi abbiamo realizzato allora, 2 contratti. Ci basta che lei dica qual è l'esito di questi contratti. Allora... Guardi, noi abbiamo 4 contratti. Sì. 2 sono stati realizzati. Vediamo quali sono. E sono in fase di consegna. Che sono? Località Tiburtina. Località Tiburtina e località Tor Tre Teste. Località Tor Tre Teste. Cioè, allora, Nuova Villa Aurelia e la Edilcomp sono stati eseguiti come contratti? Sì. Qui sembra che invece non si poteva, da quello che ho sentito alla televisione, che questi contratti erano irrealizzabili, in quanto che dice che mancavano degli esecutivi, dice che mancavano delle pezze d'appoggio. Va bene, e l'altro, Case Ridente, cosa è successo? Case Ridente stiamo facendo le urbanizzazioni, stiamo facendo tutte le cose, adesso sono pronte le concessioni e incominceremo. Quindi diciamo che nella stessa situazione di Montesino. Io ho tutto un pacco di documentazione che dimostra la vitalità di tutta questa attività, che non era basata sulla fantasia soltanto per fare dei contratti per scambiarci così del denaro. Io credo che nessuno sta mettendo in dubbio che ci siano dei pezzi di terra che qualcuno ha comprato e qualcuno ha venduto. Il problema è se l'ha comprato a 100 lire o a 90 lire e se ha messo nel bilancio 190 lire, tutto qui il problema. I pezzi di terra ci sono. Se vogliamo riaprire questo discorso abbiamo, ma questo riguarda il suo processo, quando si farà il processo Bonifaci. Qui stiamo discutendo un altro processo. Quindi adesso non faccia l'avvocato ufficio di altra gente. Io sto cercando di difendere me, signor Presidente. E quando faremo il suo processo difende i suoi. Ma scusa, se qui dice che i palazzi non si potevano realizzare, vabbè. Io li ho realizzati. Una cosa diversa stiamo dicendo qua. È stato pagato 100 lire invece 120. A noi risulta un'altra cosa che col pubblico ministero, ma noi usiamo le forme di prova dei processi penali per dire o negare queste cose. Noi avevamo chiesto sul punto una perizia valutativa, quindi non abbiamo nulla da nascondere. Che il Tribunale ha ritenuto superfluo. Le vogliamo chiedere invece... Le ordinanze sono eventualmente revocabili. Sull'intervento di Cusani. Cusani ha seguito questi contratti, no? Una volta conclusi. Cusani più che seguire i contratti tecnici non era roba. Ma non erano sorti anche delle contestazioni? Ma certo, tutti i contratti bisogna chiarificare, ecco, ripeto. Sull'avanzamento dei lavori, a un certo punto costringeva Montedison a fare degli esborsi in anticipo. No, ci chiedevano che quella presa non andava bene, ci chiedevano che quel cemento andava rivisto di qua, ci chiedevano che le porte andavano messe in una maniglia. No, a parte questi particolari, questi sono i rapporti. Sembrava che risultava a un certo punto, non so se è vero, ce lo dica lei, che gli appalti di Roma andavano ad una velocità forse eccessiva rispetto allo sviluppo del contratto milanese, per cui la Montedison doveva far fronte agli impegni e quindi pagare le rate di appalto. Ecco, è successo in realtà questo? C'è stato qualche tentativo di Montedison tramite Cusani di rallentare i pagamenti? Qualcosa di sì, mi è stato chiesto, sì, voglio dire, ma mi sembra di sì, ma insomma voglio dire, i contratti sono autonomi, non è che sono abbinati. Hai domande? Va bene, per noi va bene, sentiamo l'avvocato Acini. Solo un'ultima, a chiarimento di quest'ultimo passaggio e anche a conferma di una dichiarazione che lei
per la verità ci ha già reso, ma per capire poi anche il suo interesse rispetto a questi contratti. Lei paga una somma in nero di tasca sua, ma perché ha un interesse specifico a concludere un contratto che è particolarmente grosso evidentemente nel suo complesso. Certo. Non solo, ma ottiene subito il pagamento di un prezzo particolarmente elevato che, come per la verità ci ha già dichiarato, con un interesse pari agli interessi di allora, 15 o 13%, viene a ripagare la parte che lei corrisponde in nero. No, non capisco la domanda, avvocato. Voglio dire... Per i 60 miliardi fruttiferi, no? Però qui stiamo confondendo. Quando si riferisce Non capisco. a cosa? Si riferisce alla conclusione? Io Si riferisce al contratto del all'operazione immobiliare su Roma, evidentemente. E lei ottiene subito il pagamento di un prezzo che è particolarmente elevato. Io non è che ottengo subito, è una trattativa che è stata Certo. fatta. Da una parte c'era uno che vendeva e da una parte c'era uno che comprava. Uno tirava la coperta dalla parte sua e uno tirava la coperta dalla parte. Nessuno ci ha obbligati a fare l'operazione. Io mi sono sottoposto a questa situazione, quindi che ho dovuto sborsare questo denaro, l'ho ritenuto congruo e l'ho fatto. E quindi penso che sia tutto regolare. La stessa cosa è successo anche per Montesiti. Il Presidente mi dice che ha qualche dubbio sulla validità di quei 60 miliardi. Noi abbiamo impostato la trattativa. No, sulla validità... L'abbiamo impostato la trattativa. Di là c'era l'ingegner Garopoli che è Ho un il abile dubbio che lei debba restituirgli solo questo, leggendo il contratto. Va bene. E volevo significare soltanto questo. Nel contratto c'è scritto che sono irrifondibili obiettivamente. L'ho voluta io quella clausola, Presidente. Quindi... Sì. Volevo significare soltanto questo, che è vero che lei deve tirare fuori di tasca sua una somma considerevole, ma è altrettanto vero che con questo si conclude un contratto grosso al quale lei ha un particolare interesse, ed è anche vero che in cambio lei ha un pagamento di un prezzo. I soldi incassati a certi interessi andavano a ripagare quella parte di nero, no? Io quello che lei dice non così mi lascia così il tempo che trova. Io compravo e loro vendevano. L'affare interessava a me, interessava a loro. Tutte queste, certamente se non facevo un affare non l'avrei fatto, nessuno mi ha sparato alla nuca, insomma, quindi voglio dire. Lei riteneva di fare un affare, ha detto che era un rischio commerciale che si assumeva. Va bene, grazie. Grazie. Può andare. Allora, noi a questo punto, pubblico ministero, noi dovevamo sentire anche qualche altro teste suo? C'erano i due sottufficiali a cui rinunciamo. Ah. La difesa, la parte civile si associa, il tribunale, vabbè, adesso vediamo se ci serviranno nei giorni futuri. Allora, per il momento, un secondo soltanto, noi domani siamo in trasferta, ci rivediamo qui il giorno 11, per eventuali dichiarazioni di Cusani, e per il 14 invece vediamo se dobbiamo fare se dobbiamo sentire qualche testimone. Abbiamo un paio di riserve, mi pare. Queste le indichiamo l'11 perché abbiamo tempo poi di citarli. E forse anche dopo le dichiarazioni di oggi del dottor Sama, sia la difesa che probabilmente il pubblico ministero vorranno vederci chiaro. Sì, comunque diciamo, allora noi ci vediamo, tra l'altro ci vediamo domani, Sì, però è un'altra sede. ne possiamo parlare Sì, certo. anche lì. Comunque direi che siccome dall'11 al 14 abbiamo quei 4 sì, giorni, Presidente. abbiamo tempo per citazioni urgenti. Grazie. Per me è il tribunale di Piazzale Flora.